Grande mobilitazione di comitati e associazioni cittadine in queste ore a Venezia contro l'obbligatorietà da metà gennaio 2023 della tassa d'accesso e l'imposizione per la sua esenzione del QR code anche per mestrini e residenti di Marghera. Stagista morto a 18 anni, CGIL e Cisle Wheeler del Veneto proclamano un'ora di sciopero in tutti i luoghi di lavoro della regione nel giorno dei funerali di Giuliano De Seta. Inchiesta Mose, 332.000 euro confiscati dalla Guardia di Finanza all'ex assessore regionale Renato Chisso. Il provvedimento rientra nella sentenza di patteggiamento. Una colletta solidale è quella che ha permesso ad un autista di Veritas di San Donato di ottenere dai colleghi 270 ore di ferie da dedicare alla cura dei figli dopo la morte della moglie per tumore. Giornalisti oggi in piazza per protestare contro la legge Bavaglio, l'impegno del procuratore generale di Venezia entro fine ottobre una circolare per gestire in modo equilibrato i rapporti tra procura e stampa. Elezioni e proposte, la flat tax impoverirà il 70% dei veneti. A dirlo la CISL regionale con l'indagine sui redditi percepiti nel 2020. Meno 4 giorni alle elezioni, domenica sera dalle 21:15 e lunedì mattina dalle 7:30 una doppia maratona di Ring su Antenna 3 per raccontarvi in tempo reale risultati, commenti e analisi con ospiti in studio e inviati. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano per questa edizione veneziana dei nostri telegiornali la mobilitazione in corso proprio in questi minuti a Venezia contro l'obbligatorietà della tassa di accesso al centro e non solo, ma ci spiega tutto proprio da Venezia la nostra Anna Maria Parisi con Sandro Ponchio. Buonasera Anna Maria. Sì, buonasera Cristian. Qui si è riunito in zona Pescheria a Rialto a Venezia appunto un popolo di oltre 500 persone sotto un unico motto: no all'imposizione della tassa di soggiorno, no all'obbligatorietà del QR code, sì alla mobilitazione. Questa tassa di soggiorno per Venezia entrerà in vigore a partire da metà gennaio del 2023 e prevede tutta una serie di esenzioni per le quali, per non pagare la tassa che varierà dai 3 ai 10 euro da pagarsi quotidianamente, bisognerà comunque possedere un QR code e dimostrare di essere esenti nelle modalità previste da questo regolamento. Questo con le immagini di Sandro Ponchi e la gente che si è riunita che vi mostriamo appunto in diretta per esporre anche le proposte da inoltrare al prossimo Consiglio Comunale e alla Giunta Brugnaro con i punti in agenda dei comitati. Con noi, e ringrazio per essere qui con noi, uno dei promotori di questa iniziativa, facente parte di uno dei tantissimi comitati cittadini che si sono riuniti qui. Il nome e cognome? Giacomo Maria Salerno, tra i promotori di questa assemblea. Dunque, Giacomo Maria, quali le iniziative che intendete mettere in campo per dire il vostro no? Allora, intanto già questa assemblea è un'iniziativa che mostra come la città abbia bisogno e abbia voglia di parlare, di discutere, di prendere parola su questo tema del contributo d'accesso. Non c'è stato fino ad ora nessun coinvolgimento in un processo democratico con la popolazione, sono state ascoltate solo le categorie economiche per un provvedimento che però rischia di avere degli effetti pesantissimi sulla vita quotidiana dei veneziani. Potremmo essere costretti a ritrovarci in una condizione in cui dovremo dimostrare a dei contractor di imprese private di avere il diritto di andare in giro per la nostra città senza pagare un biglietto. Potremmo essere costretti a dover denunciare a una piattaforma online il fatto di avere degli ospiti a casa. Potremmo essere costretti a passare dei tornelli per rientrare a casa di là dal ponte. Allora, tutto questo è chiaramente assurdo, tutto questo fa pensare non a una città ma a un museo a cielo aperto, a un parco divertimenti. Sotto assedio anche. È una città certamente sotto assedio. Sappiamo tutti benissimo che è difficilissimo vivere a Venezia perché i problemi dell'overtourism sono dei problemi quotidiani e pesanti per la vita dei veneziani. Basti pensare al trasporto pubblico locale, basti pensare al congestionamento delle strade, per non parlare poi di tutto quello che riguarda la possibilità di accesso alla casa con gli Airbnb che drogano il mercato immobiliare. E però questa non è una soluzione, questa è una soluzione che è peggio del buco.
Scusa se ti interrompo, torniamo sulla questione con le vostre proposte. Si è fatto un calcolo rapido di quanto sulla base dei dati del turismo riferiti all'anno 2019, cioè i 30 milioni di turisti che arrivano comprese le persone che arrivano quotidianamente e stanziano anche, questa tassa frutterebbe al ribasso sui 2 milioni di euro circa, soldo più soldo meno, all'anno. Però ne sono stati spesi quasi altrettanti, se non di più, già da questa amministrazione comunale. Per che cosa? Allora, sono già stati messi a bando 2 milioni di euro per imprese che devono assumere il ruolo di controllori, e sono stati già previsti 1.200.000 euro per comunicare questo provvedimento. Quindi stiamo parlando di un provvedimento che viene presentato come un provvedimento di gestione dei flussi, che non gestisce assolutamente niente, ma che viene pensato per fare cassa. Non si sa nemmeno quanta cassa fa nel frattempo, i soldi sono stati spesi o comunque messi a bilancio in previsione di spesa, per un provvedimento liberticida che vuole sancire che questa non è più una città ma semplicemente una destinazione turistica. Ecco, tutte queste persone che sono qui vogliono dire che questa è una città e non un museo a cielo aperto. Ecco, quindi questo perché per la problematica che riguarda Venezia da sempre, cioè l'overtourism, troppi turisti, insomma, in definitiva. Da Venezia, da Rialto e dalla mobilitazione dei comitati contro la tassa d'accesso è tutto. La linea può tornare allo studio. Grazie davvero Anna Maria, grazie a te Sandro Ponchio, buon lavoro. E vi do una notizia in tempo reale, perché un incendio di vaste proporzioni si sta verificando poco distante dal luogo del collegamento a Venezia, in uno stabile del Sestiere di Santa Croce. Sul posto i vigili del fuoco che stanno evacuando i residenti. L'odore di fumo è avvertibile a molta distanza dal luogo del rogo. Le fiamme sono partite dall'ultimo piano di una palazzina in Calle della Regina, per l'appunto nel Sestiere di Santa Croce, e in breve si sono estese all'intero edificio. Non ci sarebbero però feriti. Ne dà conto proprio in questi istanti, lo possiamo vedere velocemente anche l'home page del Gazzettino.it. Quindi paura a Venezia, però non ci sarebbero per l'appunto feriti. E noi torniamo sui fatti di Noventa di Piave, sulla morte dello stagista 18enne, con i sindacati che hanno indetto un'ora di sciopero nel giorno dei suoi funerali. CGIL, CISL e UIL del Veneto hanno deciso di proclamare un'ora di sciopero in tutti i luoghi di lavoro della regione il giorno in cui si svolgeranno i funerali di Giuliano De Seta, lo studente che ha perso la vita a Noventa di Piave. Questo per evidenziare l'importanza della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Argomento sottolineato anche dalla FIOM CGIL nel corso della presentazione a Mestre del protocollo d'intesa con ANPI, annunciando i contenuti della manifestazione dell'8 ottobre. Bisogna fermarli. Al terzo morto bisogna fermare quel provvedimento legislativo, bisogna riguardarlo, rivederlo, perché non può più accadere. È per questo che la FIOM e la CGIL, insieme alle altre organizzazioni sindacali, sciopereranno, perché c'è una solidarietà tra le persone che difendono la vita di chi per vivere deve lavorare. Il lavoro sarà al centro della manifestazione. Stiamo perdendo salario, molte aziende stanno rischiando anche di fermarsi per i costi dell'energia, e in più i lavoratori hanno due problemi: da un lato l'inflazione e dall'altro lato il costo dell'energia. Per questo l'8 scendiamo in piazza, uno per ribadire il fatto che noi siamo in un paese democratico in cui bisogna applicare la Costituzione, visto che qualche anno fa siamo stati aggrediti da un assalto squadrista nei confronti della CGIL nazionale, e dall'altro ovviamente di rivendicare nei confronti del futuro governo gli interventi necessari a salvaguardare il salario, l'occupazione e l'industria in Italia. Alla luce di questo, il protocollo siglato con ANPI prevede un percorso di iniziative tra i lavoratori per approfondire e divulgare i valori della Costituzione e della Resistenza. Su ordine della Procura della Repubblica di Venezia, il nucleo di polizia economico-finanziaria ha dato esecuzione alla confisca di oltre 332.000 euro nei confronti di Renato Chisso, l'ex assessore regionale ai trasporti e all'ambiente, imputato per corruzione nell'ambito dell'inchiesta Mose. Si tratta della sentenza di patteggiamento con cui è stata definita la posizione di Chisso mediante l'applicazione della pena su richiesta della parte a 2 anni, 6 mesi e 20 giorni di reclusione, pena sospesa, e con la confisca del prezzo della reato di
di corruzione quantificato in 2 milioni di euro. Riguarda somme di denaro di cui Chisso è risultato essere creditore nei confronti del Consiglio regionale del Veneto a titolo di vitalizio e fa seguito al precedente sequestro preventivo di oltre 279.000 euro relativo al trattamento di fine mandato quale assessore regionale. Per questo sequestro la difesa di Chisso aveva proposto un ricorso al Tribunale di Venezia chiedendo la restituzione dei 4/5 del vitalizio sottoposto a sequestro, ritenendolo assimilabile al trattamento pensionistico e per tale motivo sequestrabile solo nella misura di 1/5, ma il ricorso è stato rigettato. Cambiamo decisamente argomento, parliamo di mobilità. Da ottobre saranno in servizio 20 nuovi autobus elettrici, sono stati presentati questa mattina. Sì, dopo aver fatto gli autobus elettrici tutti quanti al Lido, adesso con la linea che lavora appunto per la CTV e inauguriamo gli autobus elettrici che gireranno nelle linee urbane di Mestre. 20 nuovi autobus presentati questa mattina nel parcheggio del Palasport Aliercio di Mestre. Sono dotati di una batteria che permette un'autonomia di 400 km. Possono essere ricaricati in 3 ore e mezzo circa con sistema plug-in e hanno una capienza totale di 87 posti, di cui 27 a sedere più 1 per persone con disabilità in sedia a rotelle. I consumi sono ridotti, pari a meno di 1 kW per chilometro. Completano la flotta 4 mezzi di scorta diesel per un totale di 24. Non sono promesse come al solito, sono cose mantenute, cioè noi la transizione ecologica la facciamo davvero e la facciamo insieme alle imprese, insieme ai lavoratori, tutte persone che si dovranno adattare anche a un nuovo stile di guida e anche le persone, li proverete questi autobus per i vostri bambini, insomma, spero che sia anche un'iniezione di fiducia di vedere che c'è gente che parla e gente che fa, insomma, dalle parti nostre siamo abituati a fare. Tra le varie dotazioni tecnologiche di bordo, il sistema anticollisione automatico, la presenza di contapersone e telecamere esterne ed interne, per un costo complessivo di 10 milioni di euro. Ma non è tutto. Noi oggi abbiamo completato il primo step, cioè li abbiamo messi in strada. Questi sono autobus che vanno ad energia elettrica. Abbiamo in itinere un secondo step che è quello di autoprodurci l'energia elettrica, quindi stiamo verificando la possibilità di coprire i depositi autobus e arrivare ad autoprodurci circa 2 megawatt anno, che è l'energia che ci serve abbondantemente per coprire il 100% del percorso che dobbiamo fare. Grande dimostrazione di affetto e solidarietà di dipendenti di Veritas che hanno donato 270 ore della propria dotazione personale di permessi e ferie al collega di San Donà di Piave Andrea Leoni, che la scorsa settimana ha perso la moglie a causa di una grave malattia. La sottoscrizione è stata lanciata da Veritas dopo aver verificato l'effettiva sussistenza di requisiti e l'esaurimento di ferie, permessi, congedi da parte del dipendente che li aveva utilizzati per l'assistenza alla moglie ammalata e per accudire i figli minori. Giornalisti oggi scesi in piazza per protestare contro la legge bavaglio. L'impegno del procuratore generale di Venezia entro fine ottobre, dice, una circolare per gestire in modo equilibrato i rapporti fra stampa e procure. Sentiamolo. Si è saputo oggi che i giorni 20 e 21 di ottobre ci sarà invece una riunione di tutti i procuratori generali d'Italia in Cassazione e uno dei punti di questa riunione è proprio la comunicazione istituzionale, anche lì per cercare di renderla più omogenea possibile sul territorio nazionale. Così oggi il procuratore generale di Venezia, nell'incontro confronto con la delegazione dei giornalisti scesi in piazza in Campo Manin a Venezia, con in testa la segretaria regionale del Sindacato Giornalisti Veneto Monica Andolfatto, il presidente della Federazione Nazionale Giuseppe Giulietti e il presidente regionale dell'Ordine Giuliano Gargano, per protestare contro il bavaglio del decreto Cartabia sulla presunzione di innocenza da parte delle procure, ovvero sulle distorsioni interpretative della sua applicazione. Ci sono dei procuratori che hanno le idee molto chiare, altri sono più prudenti, anche perché esistono un mucchio di fattispecie disciplinari che sono connesse alla violazione di questi doveri, per cui c'è una grande prudenza. In parole semplici significa totale mancanza di collaborazione con la stampa in materia di notizie di cronaca, ad oggi blindate dentro i palazzi di giustizia. Il risultato: in materia di libertà di stampa in questo 2022 l'Italia è scesa al 58° posto su 180 paesi valutati nella classifica mondiale di Reporters Sans Frontières.
Vuol dire che fare i giornalisti diventa sempre più difficile. Lo sa bene Cristina, la cronista veneta di Giudiziaria, indagata per favoreggiamento per aver scritto del figlio di Riina a Padova. Ora io sarò processata per concorso in rivelazione del segreto istruttorio. Il processo inizierà l'11 ottobre a Padova e lo affronterò a testa alta andando fino in fondo perché giustizia sia fatta. Le querele bavaglio che voi stessi più volte avete segnalato chiedendo la cosiddette querele bavaglio, le querele che io uso per intimidire e non per restaurare la mia immagine, crescono a dismisura, voi li archiviate. Importantissima la promessa di oggi del procuratore generale in materia di trasparenza e tempestività dell'informazione della notizia con i cronisti, che si traduce nel diritto per i cittadini di essere informati correttamente nei fatti verificati appunto dalla stampa. Nel 2010, quando avevamo lo stesso identico problema, proprio da Venezia partì la prima manifestazione a livello nazionale. Quindi il Veneto è sempre il più reattivo a queste cose, anche perché siamo stati perquisiti in tanti. È uno dei grandi temi di questa campagna elettorale, la flat tax, che secondo la CISL regionale potrebbe impoverire il 70% dei veneti. Questi i risultati dell'indagine sui redditi percepiti nel 2020. La flat tax impoverirà 7 veneti su 10, ad esserne colpiti giovani, anziani e soprattutto le donne. A dirlo l'ultima indagine della CISL condotta sui redditi percepiti nel 2020 e presentati nel 2021 da 362.000 veneti attraverso i 150 sportelli del sindacato presenti nelle diverse province del territorio. In questa fascia da 0 a 25.000 potrebbero risultare un po' svantaggiati rispetto al loro sistema attuale. Sindacato che incalza la politica perché inserisca nella sua agenda sociale il tema della riforma fiscale. Quindi sono fasce sociali che già con la pandemia e con le crisi precedenti sono state fortemente penalizzate. Noi quindi lanciamo un allarme perché un'eventuale modifica dell'imposizione su redditi di lavoro e di pensione deve essere fatta con una grande attenzione per queste fasce di popolazione. Pubblicità fra poco. Di nuovo in diretta per parlare di noi e della nostra programmazione, perché siamo pronti a raccontarvi come sempre in diretta il voto del 25 settembre. L'esito delle urne in tempo reale, la soddisfazione dei vincitori, la delusione degli sconfitti, le percentuali ottenute dai singoli partiti, i nomi dei nuovi parlamentari che siederanno tra i banchi di Camera e Senato. Antena 3 ancora una volta è pronta ad accompagnare voi telespettatori in queste elezioni politiche e lo farà con una doppia diretta, una doppia maratona di Ring. Si parte domenica sera dalle 21:15 con ospiti in studio e collegamenti con i nostri inviati dalle sedi dei partiti per commentare i dati sull'affluenza anche in questa tornata elettorale, la vera incognita. Poi dalle 23 una volta chiuse le urne fino a notte inoltrata spazio ai risultati, prima con i dati dei primi exit poll e poi minuto dopo minuto le percentuali dei seggi del Veneto. Con il vice direttore di Media Nord-Est Ferdinando Avarino l'analisi del voto insieme ai maggiori esponenti politici e poi le voci dalle sedi dei partiti per capire come queste elezioni cambieranno gli equilibri tra gli schieramenti ma anche all'interno delle stesse coalizioni. Lunedì mattina si replica di nuovo in diretta dalle 7:30 con i risultati oramai definitivi. In studio i rappresentanti del mondo economico e politico veneto, le riflessioni sul verdetto delle urne, ma anche un'analisi di quelli che saranno gli scenari futuri, ad iniziare dal nome del futuro premier alla guida del nuovo governo, che avrà molte sfide da affrontare sin da subito, come il caro energia. Antena 3 sta scaldando i motori, come sempre in occasione dei grandi appuntamenti, per correre insieme a voi queste 2 maratone elettorali. Vi do un aggiornamento sull'incendio di cui vi ho parlato poco fa. Questa home page del Gazzettino: non ci sarebbero feriti, ma la mobilitazione di uomini e mezzi è generale nel sestiere di Santa Croce per le fiamme divampate in questa palazzina in Calle della Regina. Comunque la situazione sarebbe sotto controllo. È tutto per questa edizione, c'è il meteo, buona serata. Benvenuti al
al meteo. Pressione atmosferica stabile, poi nel weekend arriverà una perturbazione. La giornata di giovedì 22 settembre sarà ancora all'insegna del bel tempo. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto prevarrà il sole con cielo in genere sereno o poco nuvoloso. A parte qualche modesto addensamento nelle prime ore sulle zone montane e costiere, ma anche nel corso del pomeriggio sarà possibile. Precipitazioni assenti. Venti in pianura da moderati a deboli dai quadranti orientali. Temperature stazionarie e clima piuttosto fresco per il periodo. Minime tra 8 e 12 gradi, massime invece comprese tra i 17 e i 21 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, su pianura e costa cielo sereno o velato, sui monti poco nuvoloso, venti a regime di brezza. Temperature minime sui 10-13 gradi, massime intorno ai 20-21 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove avremo locali nubi basse nel primo mattino, più probabili ed estese sui settori meridionali della regione, poi decisamente più soleggiato. Temperature minime intorno agli 8 gradi, massime sui 21 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci.